Avete portato le firme al Presidente? Abbiamo portato oltre 103.000 firme dei pazienti che vogliono, ci hanno chiesto di portare il loro dissenso al Presidente. Così Liara Vagnin, impiegata al centro fisioterapico di Padova, spiega il senso della manifestazione che ha portato un gruppo di dipendenti della sanità privata convenzionata a protestare a Palazzo Balbi, chiedendo di essere ricevuto dal Presidente Zaia, al quale voleva consegnare oltre 100.000 firme raccolte in tutta la regione. I tagli alla sanità hanno già provocato licenziamenti e stanno mettendo a rischio molti altri posti di lavoro. Noi rappresentiamo circa 180 strutture, nelle nostre strutture sono 3.300 lavoratori, 1.000 posti a rischio, 5 milioni di prestazioni tagliate per il 2013. La situazione è difficile e confusa. Ci sono USL che hanno fatto gare di appalto per le tariffe, altre USL che hanno tagliato prestazioni, altre USL che hanno detto alle strutture non abbiamo più bisogno di voi. Questo provocherà disagi non indifferenti alle persone. I cittadini si troveranno a dover girare per tutte le USL del Veneto e attenzione, quando se ne andranno in un USL per andare in un altro, come sapete bene saranno in lista d'attesa e in coda, perché ogni USL prima ha la priorità dei propri cittadini. Una delegazione di manifestanti è stata ricevuta dal Presidente Zaia e dall'assessore Coletto. Quest'ultimo ha già incontrato altre volte i dipendenti del comparto privato, illustrando loro la situazione. Il taglio di 1 miliardo per i prossimi 2 anni costringe a razionalizzare, in altre parole a fare delle scelte. Ci hanno detto questi sono i tagli e questo vi portate a casa sostanzialmente, quindi noi abbiamo risposto i problemi sul territorio sono altri, ci sono dei posti di lavoro in ballo. Coletto promette razionalizzazione senza tagli ulteriori e senza la sparizione di alcuni laboratori. Non si tratta di toglierli, si tratta di fonderli insieme in maniera tale che possano rendere maggiori prestazioni e essere un laboratorio unico invece che 10 laboratori sparpagliati in giro.